Hotel Regit assieme a Edoardo Pasini e a Romano Canella. Parliamo di un albergo un po' particolare che loro hanno acquisito da non tantissimo tempo, dal 2006. Qual è la storia di questo albergo? Prima era una locanda. Era la locanda veronese, era la locanda con una trattoria, e quindi dalla fine della guerra è andata avanti fino al 2000. Hanno deciso di trasformarla in un albergo effettivo e hanno iniziato i lavori. Con nel 2003 l'albergo è stato acquistato da chi era già proprietario di hotel a Venezia e che lo ha gestito fino al 2006, cedendolo appunto poi agli attuali proprietari. Avete fatto anche dei lavori molto particolari, vero? Sì. Su questa struttura, cioè avete fatto dei lavori innovativi sia dal punto di vista della struttura portante sia dal punto di vista dei materiali. Che cosa avete utilizzato? Innanzitutto è stato utilizzato il ferro. Il ferro è stato è stata la base per poter appunto costruire tutta l'opera. Si è scelto il ferro per innanzitutto alleggerire quello che poteva essere anche il peso che poteva dare il materiale cementizio. Quindi una struttura portante molto più leggera rispetto al tradizionale. Esattamente. Al ferro poi dopo si è aggiunto tutta una serie di pannelli che hanno consentito la chiusura e quindi poi la realizzazione di tutte le camere interne. Quali sono i vantaggi che dà questa struttura ferrosa particolare fatta in travi? Questa struttura in acciaio, allora, si posa sopra direttamente la struttura precedente ed questo materiale di acciaio è tutto avvitato, cioè i pilastri sono avvitati alle travi. Quindi fortemente antisismico? Fortemente antisismico, sì, sono state fatte anche le prove geologiche del terreno qui attorno all'albergo, è stato determinato qual era la sua capacità antisismica e con questo è stato notevolmente migliorato. Alla struttura di acciaio sono stati inseriti questi sono pannelli Knauf, pannelli particolari che hanno una loro capacità di antirumorosità, una loro capacità di resistenza al fuoco, anche di insonorizzazione e soprattutto anche quella di mantenere l'ambiente interno, quindi sia le camere e sia i corridoi, e quindi l'ambiente dell'albergo su una certa temperatura. La centrale termica, qui sono le due caldaie a condensazioni collegate all'impianto solare che permettono appunto la fornitura di acqua calda a tutto l'ambiente alberghiero e la fornitura del riscaldamento invernale. Edoardo, voi avete fatto un investimento particolarmente innovativo con una ristrutturazione veramente differenziata rispetto a quello che c'è, che è visibile sul mercato su altri tipi di struttura alberghiera. Come avete potuto finanziare questo investimento e avete potuto accedere a fondi particolari? Come è andata? Allora, tra le varie opportunità che c'erano, noi abbiamo valutato di sentire l'affiditurismo, con la quale abbiamo sempre comunque avuto dei buoni rapporti anche in passato, e tramite questa ci è stato appunto consigliato di accedere a dei fondi, agevolazioni e quant'altro attraverso il fondo POR e attraverso Veneto Sviluppo. Questo perché vi ha consentito dei risparmi? Questo ha consentito dei risparmi sicuramente finanziari
Fiditurismo vi ha consigliato due strumenti che sono il POR regionale e Veneto Sviluppo, giusto? Sì. E poi com'è andata? Avete potuto accedere? Abbiamo avuto la possibilità di accedere a questi crediti tramite sempre la Fiditurismo che ci ha sempre accompagnato. Abbiamo avuto un grosso lavoro per quanto riguarda tutte quelle che sono le domande a cui si doveva rispondere a queste. Quindi la parte burocratica. Esattamente, però dopo sempre comunque supportati e alla fine abbiamo ottenuto quello che ci eravamo proposto. Quindi possiamo dire che l'imprenditore investe se poi c'è anche una struttura che consente di avere delle agevolazioni, degli aiuti finanziari importanti anche. Questo lavoro con Fiditurismo vi ha consentito dei risparmi, delle agevolazioni? Sì, il lavoro che abbiamo svolto insieme alla Fiditurismo ha consentito di avere dei notevoli vantaggi economici e soprattutto anche poi dopo anche dei vantaggi anche in termini di tempo di realizzazione di tutta questa opera. Se doveste dare un consiglio ai colleghi oppure alle istituzioni per dare una mano agli imprenditori del settore, che cosa vorreste dirgli? Tecnologie innovative, esatto, in continuazione ci sono, ogni giorno si rinnova perché già in 2 anni senz'altro sarà migliorato anche il materiale di chiusura di queste lastre di cemento e quindi senz'altro il progresso sarà sempre innovativo. E alle istituzioni per gli albergatori cosa possiamo dire? Che cosa vi serve per crescere? Innanzitutto bisognerebbe che, punto dolente, ci fossero magari più controlli per tenere alta la qualità di questo settore che in questo periodo sta calando. Quindi un maggiore lancio verso l'alto del servizio. Sì. Noi ringraziamo Edoardo e Romano della loro gentilezza e buon lavoro, in bocca al lupo, buona fortuna. Crepi.